Namaste, namaste cara praticante, sto adesso registrando questo video dal vivo, abbiamo deciso di uscire anche in questo modo per essere sempre più vicini uno all'altro, per essere più collegati tra di noi. Oggi è un mese esatto da quando il nostro centro, il nostro studio Yoga Sarasvati è chiuso per quello che sta succedendo. È una data da celebrare, perché ogni ricorrenza è un modo di farsi le domande: cosa è successo in questo mese, come l'abbiamo passato, che evoluzione abbiamo avuto, che cosa è stato questo periodo. Avete visto tutti l'evolversi della situazione, quando siamo passati dall'essere increduli e abbastanza leggerini a piano piano prendere la coscienza di quello che sta arrivando, cercando di far fronte alla situazione con i primi mezzi che ci venivano in mente, con gli scherzi, con le battute, magari con le uscite fuori, ricordate questo periodo. E adesso si sta evolvendo, adesso le cose si stanno cambiando e siamo al punto che dobbiamo veramente, dopo aver esaurito tutte le possibilità di collegarsi con l'esterno, di mettersi veramente con il nostro interiore, con quelle che stiamo provando. E mettendo la mano sul cuore possiamo sentire che dentro il nostro cuore vive la speranza e vive l'angoscia. La speranza che tutto vada al meglio, che tutto vada bene, la speranza in un futuro di luce, e angoscia dell'ignoto, di quello che sta arrivando, di quello che non riusciamo a gestire, e soprattutto la paura del cambiamento che sta avvenendo fuori e che sta avvenendo anche dentro di noi. Ci rendiamo conto che quello che è come che è funzionato fino ad ora non funziona più, e dobbiamo trovare altri modi per funzionare le cose. Quelle che vi arriva adesso, perché vedo che in tante persone che mi circondano, con cui sto a contatto, stanno emergendo in questo momento le emozioni, i sentimenti i migliori, più nobili, più del cuore, della fratellanza, della condivisione, del perdono, di chiedere perdono, di fare pace con il mondo, perché non sappiamo come andrà a finire. Sicuramente il mondo non sarà quello di prima, ma cambierà, e non è pensabile neanche auspicare che è passato tutto quel circolo, ritorniamo come prima. Non sarà più così. Quelle che noi con tante voci che sentite ultimamente da tutte le parti, quelle che stiamo cercando di dirci e di dirvi, e di non dimenticare questo slancio della fratellanza, della bontà spontanea, del perdono, di pacificazione con tutto quello che ci viene di pacificarsi. Non dimenticatelo, portatelo avanti, costruiamo un futuro diverso, un futuro migliore, un futuro in cui non rimandiamo a domani le cose che sono di massima urgenza e massima importanza, come la meditazione, come la preghiera, come il perdono, come la onestà, come la retta parola, come la retta pensiero, come l'azione necessaria.
Avete sentito tutte le persone che vanno in panico, e il panico non si manifesta solamente di andare al supermercato e prendere fare la lotta per l'ultimo chilo di farina o prendere i chili di carta igienica che abbiamo visto e ho sentito. Il panico vero avviene nelle persone quando hanno paura per loro stesse e non riescono a guardare dentro a se stesse, scaricando sulle altre con la maniera assurda la loro paura. Vi chiedo la comprensione di chi non ha ancora iniziato il cammino che avete iniziato voi, che non è ancora in grado di capire l'origine, la radice di quella emozione, di quell'aggressione che viene fatta esternare, che compie azioni, chiamiamole impure, che possiamo, per fortuna le vediamo poche, che vanno contro il prossimo, che non sostengono la unità e la comunità che stiamo adesso cercando di creare. Quello che vi chiedo quando vi mettete nella meditazione serale, e parlo soprattutto per voi praticanti, con la nostra appello della meditazione serale, di immaginarvi che non siete soli, che siamo tante anime che stiamo unendo adesso in questa rete, tessiamo questa rete di unità, di condivisione, e stiamo in questa rete, stiamo in modo consapevole. Stiamo molto attenti ai nostri pensieri perché influenzano il mondo. Stiamo attenti nelle nostre parole perché influenzano l'altro e influenzano il mondo. E stiamo attenti anche nelle nostre azioni perché influenzano l'ambiente, l'altro e il mondo intero. E questo è un augurio per la giornata di oggi. Intanto volevo ribadire la pratica del mantra Jyotir, mantra che allontana la morte, la paura, e la vorrei praticare con il mudra di cui abbiamo già parlato. Abhyaya mudra, gesto che dissipa la paura, e l'altra che elargisce i doni, perché non ci viene solo tolto ma ci viene anche dato. Riconosciamo anche quello e cerchiamo di apprendere a ricevere e metabolizzare all'interno, rendere tutto questo insegnamento, grande insegnamento che sta avvenendo nel mondo, renderlo reale non soltanto all'esterno ma anche nella nostra coscienza. Ci prepariamo al mantra. Asato sadgamaye Tomaso ma jyotirgamaye Mrityorma mritam gamaye Shanti, Shanti, Shanti. Asato sadgamaye Tamaso ma jyotirgamaye Mrityorma mritam gamaye Shanti, Shanti, Shanti. Asato sadgamaye Tamaso ma jyotirgamaye Mrityorma mritam gamaye Shanti, Shanti, Shanti. Portiamo le mani nel cuore e riconosciamo che l'antica saggezza, la conoscenza che viene trasmessa
ci arriva dai nostri antenati, dai nostri maestri che l'hanno ricevuto, che l'hanno custodita, che l'hanno tramandata. E ci salutiamo di cuore ai nostri maestri. Shanti. Salutiamo a noi che lo stiamo ascoltando, noi che lo stiamo praticando, noi che lo stiamo diffondendo, noi che lo stiamo vivendo, che siamo un momento presente in questa terra. Salutiamo al nostro cuore, Shanti. E il terzo saluto vorrei fare alla terra che ci sostiene, su cui siamo tutti a calpestarla, qualche volta a distruggerla, e lei ci perdona lo stesso, lei ci supporta ancora, e dobbiamo riconoscere che la terra chiede pace e gli diamo pace. Shanti.